È stato fissato per mercoledì prossimo, il 19 marzo alle 16, nella chiesa parrocchiale di Roana, il funerale di Jacopo Apolloni, il ragazzo morto a 18 anni in un incidente stradale a Cittadella. Il giovane, che frequentava la quarta classe automazione dell'Istituto Tecnico Tecnologico Chilesotti di Tiene, era stato colto da un malore, non si esclude un aneurisma, mentre era in sella la sua amata motocicletta, un Fantic 125. Assieme a lui, un'amica, 17 anni, di Cittadella, rimasta lievemente ferita nell'impatto con una Jaguar condotta da un 32enne. La settimana scorsa è stata effettuata l'autopsia sul corpo del ragazzo per cercare di capire le esatte cause del decesso di questo giovane amato da tutti, pieno di idee e iniziative, appassionato di motori. Nel garage di casa dove viveva con i genitori a Roana aveva allestito un'officina dove poter dar libero sfogo alle sue idee, assieme agli inseparabili amici. Mercoledì pomeriggio, nel piccolo paese dell'Altopiano, sono attese tantissime persone, a cominciare proprio da tutti i suoi compagni di scuola, quelli che, assieme a lui, sognavano un domani carico di avventure e che, assieme a Jacopo, avevano iniziato a costruire il loro futuro.